Il Comune di Sora, con Itaca Ristorazione e Servizi, ha organizzato una serie di incontri nelle scuole volti alla sensibilizzazione dei più piccoli, all'educazione ambientale ed alimentare e alla lotta agli sprechi. Venerdì 29 aprile, protagonisti della giornata gli alunni della scuola Arduino Carbone. Presenti, insieme alla dirigente Rosella Puzzuoli, il consigliere comunale Francesco Corona. Siamo qui oggi in quanto veramente alta è la fiducia del Comune di Sora, di tutta l'amministrazione verso la sensibilità dei bambini a delle tematiche così importanti, in maniera tale che possano rendersi partecipi e parte attiva di un vero e reale cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno. I nutrizionisti ci daranno ulteriori informazioni, ci sensibilizzeranno particolarmente sull'importanza dell'alimentazione. Poc'anzi i bambini mi hanno detto che sono molto contenti di ascoltare, perché vogliono imparare sempre più come potersi alimentare bene per poter vivere una vita serena e nel migliore dei modi poter fare anche tutte le attività loro proprie che lo sappiamo, sono attività molto movimentate e che ci riempiono di gioia quotidianamente. Ecco, voglio citare il mio maestro e rettore, mi diceva sempre ai nostri ragazzi, soprattutto alle ragazze che in età preadolescenziale magari cercano di evitare di mangiare perché pensano che il dimagrimento sia una cosa fondamentale, lui diceva sempre una cosa: la macchina per funzionare ha bisogno della benzina e della benzina propria. Le dietiste Martina Guglietti ed Eleonora De Filippo hanno spiegato all'attenta platea la piramide alimentare, hanno giocato con i piccoli alla corretta separazione dei rifiuti e a conclusione dell'incontro hanno donato loro l'attestato di partecipazione e le ecoborracce. È molto importante che per fare dei grossi cambiamenti si parta da delle piccole cose. Infatti oggi consegneremo delle borracce di alluminio che consentiranno nel corso dell'anno di permettere la riduzione di un'altissima quantità di plastica, che sappiamo essere un materiale molto difficile da riciclare. Oggi abbiamo tenuto una giornata, una delle 3 giornate, questa è l'ultima, di educazione alimentare nelle scuole. Io ho parlato di piramide alimentare e del piatto sano. Questo è molto importante perché in questo modo riusciamo a trasmettere questo messaggio che è fondamentale, di fondamentale importanza, per fare in modo che i bambini di oggi, quindi gli adulti di domani, sapranno bene come comporre un piatto sano, quindi come deve essere composto per mangiare bene e per avere tutti i nutrienti che sono necessari per la crescita. Con il progetto di oggi abbiamo deciso di promuovere sia l'educazione alimentare e sia l'educazione ambientale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo spiegato un attimo la piramide alimentare per far capire ai bambini cosa devono mangiare di più e cosa di meno. Abbiamo spiegato il piatto sano, quindi come deve essere composto il piatto ideale, ma non solo, abbiamo spiegato anche come poter ridurre lo spreco alimentare e come poter riciclare tutti gli imballaggi. Quindi un'attività volta sia all'educazione alimentare, quindi proprio relativa all'organismo dell'uomo in linea generale, e sia all'educazione collegata al territorio, quindi nello specifico al Comune di Sora.